Adesso ricordo. Ricordo l'altare di Zeus, mio padre, e quel vile usurpatore che minacciava di uccidere la mia famiglia e le mie mani che fecero giustizia. Rimani zitto per sempre, vigliacco usurpatore! Le mie stesse mani che Cerbero domarono! E poi Lissa, la rabbia ardente, il furore cieco. Fu lei, su ordine della Regina dei Cieli, a manipolare la mia mente e scatenare la mia follia contro mia moglie, i miei figli. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Dannati gli dei maledetti! Atena salvò mio padre. Atena. È lei che per fermarmi lanciò un masso sul mio petto. Adesso ricordo. Teseo che tirai fuori dagli inferi e che poi venne a purificarmi. E soltanto adesso ho capito che cos'è la forza. Io, l'eroe invincibile. Adesso devo trovare la vera forza. Per continuare a vivere e per sopportare la vita. E in qualche modo continuare a credere. Questa è la prova più dura che io possa affrontare. Io, il semidio dotato di forza sovrumana. Ma la forza non è niente. È una condanna, una maledizione. Vorrei aver potuto vomitare il sangue che succhiai dal seno della regina. Tagliatemi le mani. La vera forza di un uomo risiede nell'anima e nella volontà, in un gesto, nelle parole. A mia moglie Megara e ai miei figli. Vi amo.